Incendio nel pomeriggio in zona industriale a Lancenigo di Villorba, a fuoco centinaia di imballaggi di polistirolo, incendio domato dai vigili del fuoco, densa nube di fumo nero visibile da tutta la Marca. Rogo nella fabbrica di imballaggi, in attesa delle analisi dell'ARPAV sulla qualità dell'aria, il sindaco di Villorba invita i cittadini a chiudere le finestre. Paura all'alba in centro a Treviso per un incendio che ha completamente distrutto una Porsche parcheggiata in via Risorgimento. Sono in corso indagini per accertare la natura dell'incendio, non è escluso il dolo. Auto travolge motociclista nella notte a Montebelluna, ferito un 63enne. A Volpago del Montello una macchina finisce contro una ringhiera, ferita una donna. Verso la Dunata Nazionale degli Alpini questa mattina centinaia di penne nere hanno sfilato a Roncade per l'inaugurazione della nuova sede. Da Matilde, 3 mesi a Lina, 96 anni, oltre 10.000 donne hanno partecipato stamane alla Treviso in Rosa, una grande festa che ha coinvolto tutta la città. E dalle donne della Marca si è levato un coro unanime, un forte appello per la prevenzione dei tumori, ma anche contro la violenza sulle donne. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il pauroso incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in zona industriale a Villorba. A fuoco sono andati diversi centinaia di imballaggi in polistirolo, incendio domato grazie al lavoro dei vigili del fuoco, una densa nube di fumo visibile da tutta la Marca. Tre squadre di vigili del fuoco, 5 mezzi, carabinieri e polizia locale per interdire il passaggio in via Volta. Siamo a Villorba, sono circa le 15 quando il piazzale antistante, l'azienda Marica SRL, decine di imballaggi di polistirolo prendono fuoco. Le fiamme lambiscono anche la cancellata di ferro, avvolgono una delle 2 insegne del centro Grossisti Veneti che si accartoccia e cade al suolo. In piedi rimane solo lo scheletro. La densa nube di fiume è visibile a distanza di chilometri. In pochi minuti la zona si riempie di curiosi, nonostante l'aria sia irrespirabile. Sul posto, tra i primi ad arrivare, c'è il sindaco Francesco Soligo. Ho attivato la polizia locale per dare supporto ai carabinieri che erano già sul posto e i vigili del fuoco, e ho preallertato la protezione civile in caso l'incendio fosse di vasta entità. Per fortuna non ha intaccato la struttura, appunto nel giro di 40 minuti i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e non smetteremo mai di ringraziare appunto le forze di ordine e i vigili del fuoco per il pronto intervento che fanno. Poco dopo arriverà anche il titolare del capannone, guidato dai pompieri in sopralluogo nella struttura. A fuoco è andato il materiale di stoccaggio della ditta che produce frighi per camper. I pompieri non escludono il dolo, indagini sono in corso, diversi mozziconi di sigaretta trovati nella zona. Il sindaco non ha emanato ordinanze ma ha diffuso un avviso via social ai cittadini di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Stiamo attendendo l'analisi dell'ARPAV che è sul posto, al momento che, come ho specificato nel post, di tenere chiuse le finestre. Seguiranno informazioni da parte dell'ARPA. E paura all'alba di oggi in pieno centro a Treviso per un incendio che ha completamente distrutto una Porsche parcheggiata in via Risorgimento. Sono in corso indagini per accertare la natura dell'incendio, non è escluso il dolo. Sono stati svegliati all'alba dai forti botti delle ruote e dei vetri che scoppiavano. Momenti di paura poco dopo le 5 del mattino in via Risorgimento a Treviso, a 2 passi dal Duomo, per l'incendio che ha completamente distrutto un'auto. La vettura, una Porsche Macan praticamente nuova di zecca, era stata parcheggiata regolarmente vicino casa dalla proprietaria nello slargo davanti a Palazzo Moretti di fronte al supermercato. Cosa sia accaduto ancora non si sa. Quel che è certo è che la macchina alimentata a benzina è andata a fuoco e nel giro di pochi istanti è stata completamente avvolta dalle fiamme. Molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti dei condomini limitrofi. I pompieri, giunti rapidamente sul posto, hanno spento l'incendio, ma ormai la macchina era distrutta, ridotta così a una carcassa fumante. L'origine del rogo è ancora al vaglio degli inquirenti. In mattinata sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri per capire se si sia trattato di autocombustione o se invece l'incendio sia stato appiccato da qualcuno.
E paura questa mattina alle 6:20 a Volpago del Montello, quando una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi contro la ringhiera di recinzione di un giardino in via Schiavonesca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, i sanitari del 118 che hanno portato la donna all'ospedale ed i carabinieri. Poche ore prima a Montebelluna, in via Montegrappa, un'auto, mentre svoltava per entrare in un distributore, non si è accorta di una moto che proveniva in senso contrario e l'ha travolta, ferito il motociclista, un 63enne di Montebelluna, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello. Un uomo di 38 anni è stato arrestato in provincia di Riete dai carabinieri in quanto ricercato e già condannato per atti persecutori compiuti a Treviso ai danni dell'ex compagna. Dopo la condanna il 38enne si era trasferito nel Lazio, dove è stato rintracciato alcuni giorni fa quando i militari dell'Arma sono intervenuti per una lite verificatasi tra la nuova compagna dell'uomo e l'anziano padre della stessa. Riportati presenti alla calma, riferiscono i carabinieri, i militari hanno provveduto alla consueta identificazione dei presenti al litigio, previa esibizione dei rispettivi documenti, tra i quali vi era appunto quello dell'uomo su cui pendeva il provvedimento restrittivo della libertà personale per le azioni compiute nei confronti della ex appunto a Treviso. Hanno tentato di scassinare un furgoncino ieri sera a Conegliano, ma sono stati notati da un passante che ha chiamato la polizia. Così due giovani, un 19enne ed un 24enne, entrambi di origine nordafricana, sono stati arrestati. La cronaca di ieri ci ha restituito la tragica notizia della morte di un 24enne che si è tolto la vita, un dramma che ha sconvolto una famiglia e un'intera comunità, un dramma, ne abbiamo parlato con Don David, che ci parla di solitudine e sofferenza, un dramma, una fatica di rialzarsi, di cui ha parlato anche Papa Francesco domenica scorsa. Sentiamo. Papa Francesco sottolineava un aspetto: nel divano da solo. Mentre declinava quel alzarsi e andare, una buona parte della sua declinazione, della sua definizione di andare e alzarsi era legata al andare incontro alle persone, e ha suggerito e ha insistito sui giovani di stare insieme, di fare comunità. Una riflessione sulla contemporaneità che Papa Francesco ha restituito alle nostre comunità la scorsa settimana con la sua visita, e con quel alzatevi ed andate, ma anche fatevi rialzare. È un inno alla condivisione, allo stare insieme, al non isolarsi. Contro le difficoltà l'antidoto resta sempre la relazione. Questo è il problema, è la solitudine che poi in alcuni casi estremi di difficoltà personali, queste sono vicende personali ovviamente, possiamo arrivare anche a questi atti più estremi, perché uno si sente sostanzialmente solo, perché le difficoltà le passiamo, ma quando uno si sente estremamente solo di fronte a un problema esistenziale, penso a un adolescente, a un giovane eccetera, e non ha nessun appiglio. E sono meno, lo conferma Don David Berton, parroco a San Biagio di Callalta, le persone che questo appiglio lo cercano nella Chiesa. Ne arrivano, la mia esperienza, ne arrivano, ma non proprio neanche così tanti, è vero, devo essere sincero. Chiesa che sta cercando di aprirsi al territorio, come farà lo stesso Don David, che nel mese di maggio, mese mariano, incontrerà i parrocchiani nelle contrade del comune, celebrando in tutti questi luoghi la Santa Messa. Celebriamo la messa in onore della Madonna in tutti questi vari luoghi, addirittura in qualche occasione siamo proprio anche in case private che vengono aperte e disponibili a tutti coloro che vogliono, non ci sono limiti, tutti possono partecipare, e in tutto il mese di maggio io riesco a fare il giro di molte vie, non dico tutte, ma molte vie e contrade. Il 29 maggio nella chiesa di San Biagio si terrà la celebrazione in onore della Madonna con la presenza di Monsignor Antonio Guidolin. Ha lasciato lo Yemen l'aereo con 15 persone, 15 turisti italiani a bordo che erano rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola di Socotra, nello Yemen, nell'Oceano Indiano. Nel gruppo di italiani ci sono anche due venete, un'infermiera bellunese ed una giovane trevigiana. L'isola dello Yemen, come precisato dalla Farnesina, è una meta esplicitamente sconsigliata sul sito dell'unità di crisi Viaggiare Sicuri.
Ed ora apriamo una pagina dedicata agli alpini, aspettando la Dunata Nazionale di Vicenza. Questa mattina centinaia di penne nere si sono riversate a Roncade, una cerimonia solenne, ed il grido di pace è quello che si è elevato al cielo. Vediamo. Preghiera e onore a chi è caduto sul campo di battaglia per portare la pace. Sono gli alpini a ricordarcelo sempre. Lo hanno fatto anche questa mattina a Roncade, a 5 giorni dalla 95esima Dunata Nazionale di Vicenza. Accompagnati dalla fanfara Giulia hanno sfilato diverse sezioni della Marca, insieme ai vicini di Bassano del Grappa e Pordenone, 40 i gagliardetti della sezione di Treviso presenti. Sono i tanti momenti dedicati alla nostra vita e alla nostra storia. 152 anni di storia, 2 conflitti mondiali, 89 sezioni nella Marca. L'orgoglio alpino sfila con il tricolore in mano, il cappello di chi è andato avanti e con i mezzi per chi non è più abile a camminare ma vuole esserci. L'alzabandiera con l'inno d'Italia, la deposizione della corona d'alloro ai caduti davanti a centinaia di cittadini. Presenti per questo evento importante il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero ed insieme al generale di corpo d'armata capo di Stato Maggiore Antonello Vespaziani, che annuncia chi porterà la bandiera di guerra venerdì sera. Abbiamo la bandiera del 7° Alpini, che storicamente è quello più legato al territorio veneto. Almeno 2000 persone della Marca sono attese a Vicenza. Quello di oggi è uno degli eventi più importanti in vista della Dunata. Sarà Treviso la penultima sezione del 6° settore a sfilare domenica. Tutti i nostri gruppi si stanno preparando. Sicuramente qualcuno partirà già dai primi giorni della prossima settimana e in ogni caso sicuramente dalla metà della prossima saremo, non dico tutti, ma quasi tutti a Vicenza. Un messaggio di pace in tempo di guerra, quello che le penne nere porteranno la prossima settimana a Vicenza. Vorremmo far capire con questo nostro messaggio, con questo nostro motto, che la pace è qualcosa che non ci viene regalata da nessuno, che deve essere costruita con forza, con dedizione, con la capacità di condividere con gli altri e di essere disponibili per gli altri, quello che fanno gli alpini sia in armi che in progetto. Gli alpini a Roncade per inaugurare la nuova sede del gruppo, che si trova proprio accanto alle scuole. Una storia travagliata, quella della nuova sede, che finalmente ha un lieto fine. Siamo andati a San Cipriano, siamo andati a Vaglio, siamo tornati qua a Roncade, però purtroppo dopo la Dunata del 2017 ci hanno dato sfratto, dovevamo venire via. Una storia travagliata, quella degli alpini della sezione di Roncade, 90 anni di età, che la commozione e la gratitudine del presidente Dino Fiorotto riesce bene ad esprimere. Gli artigiani, industriali, volontari, amici, che ci danno sempre il sostegno. Veramente sono felice e questa è la mia posizione. Ed eccola la sede ufficialmente inaugurata questa mattina dopo la Santa Messa. Questo è il cenacolo dove ci si trova, ci si confronta, si programma il futuro e ci si parte da qui tutte le nostre iniziative, dal volontariato nella protezione civile, nell'aiutare chi ha bisogno. Perché una famiglia, come la famiglia alpina, ha bisogno di una sua sede, un luogo di ritrovo. Qui è accanto a due scuole e quindi hanno la possibilità concreta di mostrare sul campo i valori e di trasmetterli ai nostri ragazzi. Non parole ma fatti concreti, questo è il messaggio che gli alpini portano quotidianamente alle comunità. Ed ora la Treviso in rosa, oltre 10.000 le donne che questa mattina hanno partecipato alla corsa solidale dedicata alla prevenzione, ed è stata una festa bellissima. Alla fine il contatore dei pettorali si è fermato a 10.570. Tante sono le donne da tutto il Veneto che hanno reso indimenticabile questa giornata con la lunghissima onda rosa che ha invaso la città nel nome delle donne e della prevenzione dei tumori. È una cosa personale anche, che mi tocca il cuore. È la prima volta ed è una cosa meravigliosa. È molto importante per dare aiuto a tante persone che hanno bisogno anche.
che è importantissima, salva la vita. Siamo felicissime di essere qua, tutte insieme e per una giusta causa. Esserci è bello, emozionante. La più piccola è Matilde, 3 mesi, nella carrozzella spinta dalla mamma. È una cosa importantissima, intanto per dare voce a tutte le donne, e sono molto contenta di aver avuto una bambina femmina, quindi è una gioia. E poi ci sono le nonne arrivate dalla casa di riposo a riprova che la Treviso in rosa è davvero per tutte le età. È mia soprattutto. Quanta è la sua? 96. C'è chi ancora sta combattendo, chi è guarita, chi vuole semplicemente manifestare la propria vicinanza facendola diventare forza per tutte. Che ho avuto un cancro e sto bene. Sono guarita e sono qua. Felice. Per la nostra presenza, per il tumore al seno, per tutte quelle che stanno combattendo questa loro guerra. Per partecipare e per ritornare a vivere dopo una malattia. Donne, fate sempre i controlli, è tanto importante. La prevenzione è importantissima e la collaborazione e la solidarietà. Dobbiamo essere unite, venire sempre di più persone alla gara. Per la non Ed è un appello a tutte le donne, quello che si leva dall'onda rosa di Treviso, anche alle più giovani che non rientrano ancora nello screening. Fate i controlli. Fatelo per conto vostro, se potete, perché costa, ma non importa, sono soldi spesi bene perché la prevenzione è importante. Ti salva la vita. Che ho detto, ma sì, vado perché tanto non ho niente da fare, vado. Sono andata e mi hanno trovato un tumore al seno. Per fortuna all'inizio era piccolo e ce l'ho fatta, insomma, non ho fatto grandi cose, però se non andavo, a sta ora non che ero più. Sono tante le storie che si intrecciano nel serpentone rosa delle donne che ha attraversato la città di Treviso, e quest'anno per la prima volta al messaggio della prevenzione si è affiancato anche quello contro la violenza sulle donne. 4 generazioni. Perché è così bello essere qua tutti insieme oggi? È la festa della vita. Bisnonna, nonna, mamme e nipotine si intrecciano le storie delle donne e delle famiglie nell'allegro serpentone della Treviso in rosa. C'è il gruppo famiglia, ma ce ne sono altri 130 di amiche, colleghe, compagne di sport. C'è il gruppo delle donne della Polizia di Stato, in testa la questora Manuela De Bernardin. Le donne sono per le donne, innanzitutto il primo fronte di difesa siamo noi, quindi siamo qui per essere insieme con questa marea rosa. E non solo di prevenzione della salute si parla oggi. La corsa diventa l'occasione per lanciare un messaggio contro la violenza nei confronti delle donne. Noi cerchiamo di divulgare e sensibilizzare la conoscenza degli strumenti che ci sono per difendersi, sono tanti. Le leggi ormai offrono una varietà di strumenti che le donne devono conoscere per attivarli tempestivamente quando hanno dei problemi. Tra i tanti gruppi anche quello delle donne di Antenna 3. È importante perché spesso parliamo noi di prevenzione ed è giusto essere qui per ribadire questo concetto, insegnarlo anche alle nostre figlie, alle ragazze più giovani, l'importanza di fare prevenzione e di dire anche alle proprie amiche di fare prevenzione. Io l'ho vissuto poi da vicino con la mia mamma e quindi mi sento ancora più coinvolta per questa iniziativa. È bello vedere questo fiume di donne oggi tutte insieme. Gettonatissimo anche quest'anno il selfie con il primo cittadino che si gode la città in questa inedita versione. Bellissimo, e credo che sia anche ciò di cui la nostra comunità ha bisogno, di fare comunità, di divertirsi, di stare insieme, di sorridere, e anche oggi le donne ci stanno insegnando questo. Balli, canti e alla fine il coro è unanime. È importante per tutte le donne, sia per la prevenzione, come insegna la LILT, ma anche per ricordare la lotta contro la violenza per le donne. Quindi noi siamo qui per le donne. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Nel parco della residenza per anziani Zalivani di Treviso le opere degli studenti del liceo artistico. Vediamo.
Un trend di aumento anche sulla tazzina del caffè ce lo dobbiamo aspettare e la tendenza sarà quella di poter arrivare, nessuno sa esattamente quando, ma anche sicuramente da 1,30 € che mediamente si paga oggi, si può trovare a meno ma anche a di più, ma non spaventiamoci se un giorno arriverà a 1,50 €. Caffè ad 1,50 € fino a 2 € se invece è preso al tavolo. Sono aumenti che dovremmo aspettarci. Così la presidente dell'Unione Provinciale di Ascom Confcommercio, Dania Sartorato, che commenta il trend estremamente positivo del settore. 330 nuovi assunti per la stagione estiva di fatto iniziata con il ponte del 25 aprile. Settore che nella marca traina e supera il concetto di stagionalità. Dovremmo attenderci però degli aumenti che vanno, spiega, di pari passo con l'inflazione. L'inflazione ha visto una piccola impennata dovuta al un parziale aumento del picco delle energie, dovuta proprio anche al clima freddo, al problema dei trasporti, al canale di Suez, alla circonvallazione. Quindi ormai certi aumenti sono assodati. Non possiamo pensare che il caffè che deve fare il giro dell'Africa per arrivare da noi non possa costare esattamente come prima. Se aumenta il costo del servizio al consumatore non aumenta però ancora lo stipendio in busta paga del lavoratore del mondo del turismo. Contratto scaduto e ancora fermo, conferma Sartorato. Rimangono gli aumenti concessi per domeniche straordinari, ma per avere buste paga più pesanti bisognerà attendere. Se la domenica è nell'orario di lavoro prevista normalmente lavorata, rispetto alla paga base c'è un aumento del 10%. Se invece la domenica è un turno di riposo e viene invece lavorata, in questo caso è uno straordinario e allora in questo caso rispetto alla paga base c'è una maggiorazione del 30% che diventa 60% se il lavoro è notturno. Ecco, questo era il servizio dedicato ai rincari che ci aspettano prossimamente. Vediamo ora il servizio relativo alle opere degli studenti del Liceo Artistico di Treviso che sono esposte nel giardino dello Zalivani. È bellissimo. E che emozione ha provato? Un abbraccio con i giovani. State bravissimi, anche nelle cosette piccole, poco appariscenti. Siete stati bravissimi. Progetto Garden Z, le opere degli studenti del liceo artistico esposte nel parco della residenza per anziani Zalivani di Viale 4 Novembre a Treviso, in uno scambio intergenerazionale che ha arricchito tanto i ragazzi quanto le ospiti della struttura dell'ISRA. C'è stato il coinvolgimento di tantissime classi, dalla prima alla quinta, quindi circa 6 o 7 classi, e ognuno ha dato un apporto a seconda anche delle proprie competenze, delle proprie disponibilità e soprattutto anche del livello, diciamo, artistico, perché a noi interessa anche che emerga una parte artistica. Le seconde in modo particolare hanno lavorato con le nonne della residenza per effettuare dei gioielli, delle piccole scatole, degli oggetti in ceramica, e quindi c'è stato anche un coinvolgimento a livello laboratoriale dove appunto le nonne hanno anche coccolato i nostri ragazzi. Le case di riposo tristemente blindate per il Covid sono un ricordo. Grazie alla collaborazione con il liceo artistico alcuni ragazzi hanno allestito alcune opere che potranno essere visitate durante tutta l'estate, perciò il nostro invito è a tutti i trevigiani di entrare in questo parco, di vedere le opere e di meglio comprendere come la casa di riposo venga chiamato così in maniera impropria, perché secondo me sono musei di storia contemporanea vivente. Non è che la residenza per anziani è lì e il resto della città sta da un'altra parte. Il vero significato di questa iniziativa che si può fare e ISRA fa anche nelle altre residenze è proprio questo: la città dentro e le ospiti fuori, in connessione con Treviso. Ed ora siamo alla pagina dello sport, fischio d'inizio alle 19 di oggi per la finalissima di Champions League che sta vedendo le campionesse dell'Imoco affrontare la formazione di Paola Egonu in Turchia, la Vero Volley Milano, la squadra di coach Santarelli cercherà di doppiare il successo di domenica scorsa quando le Pantere al quarto set hanno portato a casa il sesto scudetto di fila, settimo di tutta la carriera contro Scandicci. Dopo l'ennesima stagione coronata dal
tricolore e le Pantere affrontano l'ultimo atto della massima competizione continentale per la quinta volta nella loro storia. E passiamo al rugby. Il Benetton non ce la fa, sfuma il sogno di raggiungere la finale della Challenge Cup, la Coppa Europa di rugby. La squadra italiana ha perso per 40-23 a Gloucester in Inghilterra. L'altra finalista è la squadra sudafricana degli Sharks di Durban. Si infrange in Inghilterra il sogno del Benetton di conquistare la finale di Challenge Cup e l'Europa League del rugby. A Gloucester, dove l'allenatore dei Leoni, Marco Bortolami, ha giocato ed è stato anche capitano, il Benetton esce dal campo sconfitto per 40-23 e saranno così gli inglesi a disputare la finalissima europea il 25 maggio a Tottenham. La franchigia italiana lotta con coraggio e rimane in partita. A 20 minuti dalla fine il punteggio è sul 18-16 per gli inglesi, che però nell'ultimo quarto del match mettono a segno un parziale di 22-7 che chiude i discorsi. Pronti, via, e Gloucester va subito avanti con la metà di Hathaway a sfruttare il rimpallo su un calcetto velenoso di Hastings che non trasforma. I Leoni risalgono subito la china e Albornoz, la 50ª presenza in biancoverde, non sbaglia e regala i primi 3 punti ai suoi. La risposta di Gloucester non si fa attendere e al 28esimo i padroni di casa segnano con la molti monata da Blake e allungano sul 15-6. Allo scadere del primo tempo i Leoni piazzano la prima meta della semifinale con una ripartenza fulminea. La palla arriva a Rino Smith che sulla bandierina sinistra va a marcare per il 15-11. Dopo l'intervallo al 54esimo arriva la meta di Lucchesi dopo una spinta degli avanti che entusiasma i Leoni, ma non basta. Il Gloucester ritrova coraggio e in 3 minuti arrivano 2 mete trasformate, al 58esimo con Hastings e al 61esimo con Clark che intercetta un passaggio di Albornoz. Sul 32-11 la partita è virtualmente chiusa. C'è spazio ancora per una meta del Benetton con Lucchesi, alla quale gli inglesi rispondono con un calcio a una meta. Il sogno europeo finisce qui. Ed ora parliamo dell'inclusività che passa attraverso lo sport con il Baskin, che vede affrontarsi squadre miste composte da atleti disabili e normodotati. Baskin è il basket inclusivo, trae l'origine dal basket e mantiene lo scopo del gioco, cioè quello di segnare più punti alla squadra avversaria. All'interno di una squadra di Baskin fondamentalmente ci possono stare persone con disabilità sia mentali che fisiche, ma ci sono anche persone senza nessun tipo di disabilità. Atleti disabili e atleti normodotati a formare squadre miste che si affrontano con un unico obiettivo: fare canestro. Tutto ciò è possibile grazie a un ingegnoso sistema di regole pensato per adattarsi ai giocatori. Diciamo che fondamentalmente l'inclusività dà un valore aggiunto a questo sport. A differenza degli altri sport, qui le fragilità sono necessarie alla vittoria quanto le eccellenze, racconta Granzotto. Ognuno è parte di questo sport alla sua maniera e ognuno può mettere il massimo di se stesso. Una passione, quella del presidente del basket Motta, nato una mattina ad Annone Veneto. Nell'area di comfort c'era un ragazzino piccolissimo cieco che tirava, la mamma gli ha fatto suonare i sonagli sopra il canestro, lui ha tirato e ha fatto canestro. A quel punto là qualsiasi persona può giocare a basket, o meglio può giocare a Baskin. Il Baskin rappresenta la forma più alta di inclusione in un momento in cui si parla di classi separate per bimbi disabili. L'inclusività e quindi il Baskin in questo caso sono una fonte di possibilità e di energia che viene dato dalle due parti, normodotate e non normodotate, che secondo me nessun'altra esperienza ti può dare, e quindi anche all'interno di una classe. Per far conoscere il Baskin, Basket Motta, pioniere nella marca di questa disciplina, ha organizzato per domenica 5 maggio al Palazzetto dello Sport le Final Four regionali, durante le quali si affronteranno le 4 squadre migliori del Veneto. A 10 giorni dall'applicazione del biglietto d'ingresso per i turisti a Venezia si continua a discutere sull'efficacia o meno dell'iniziativa del Comune di Venezia per limitare i flussi turistici. Un tema decisamente non nuovo per la città lagunare, così come la gestione turistica della terraferma. Ebbene, con la consueta rubrica dedicata alla nostra storia torniamo indietro nel tempo al 5 maggio del 1980.
1987, quando già allora si parlava di numero chiuso per la città lagunare. Vediamo. La collocazione geografica di quella che potremmo chiamare fascia interna di terraferma, situata fra i due poli di grande attrazione turistica quali Venezia e Treviso, ha sempre comportato che le cittadine cresciute in questo preciso spazio fossero relegate al ruolo secondario di luoghi di passaggio non soggetto a particolari attenzioni da parte dei turisti, indirizzati piuttosto verso i centri maggiori. Su questo tema, tra Venezia e Treviso, quale turismo è possibile, si sono dati appuntamento molti amministratori stamane a Mogliano Veneto. Il tema non è certo di facile trattazione, hanno sottolineato i presenti, soprattutto per piccoli comuni situati in prossimità di centri consolidati, Treviso e Venezia appunto, e che si offrono al visitatore con una vasta gamma di proposte di indiscutibile qualità e interesse. E abbiamo notato che dentro a questa realtà molti parlano di individuare una potenziale risorsa turistica che in realtà stenta essa stessa a decollare. L'obiettivo è questo, di vedere quali sono gli spazi per valorizzare intanto le risorse turistiche esistenti, che non sono solamente quelle di tipo alberghiero, residenziale, ma sono soprattutto quelle di tipo culturale, ed immaginare una forma di ricettività prima che turistica culturale, perché così il turismo poi è indotto da questa attività culturale. Progetto ambizioso, i tempi. Mi pare che gli oneri da un punto di vista proprio reale, concreto, non vadano considerati eccessivi, nel senso che qui si tratta più che altro di volontà politica e di disponibilità delle istituzioni. Si tratta di creare una struttura anche abbastanza elastica per far circuitare e mettere insieme queste esigenze. Noi pensiamo di lavorare intorno a questo anno, al 1987, per affrontare il problema, sviscerarlo e, se possibile, verso la fine dell'anno dare delle indicazioni operative e turistiche e culturali per la prossima estate, per il prossimo anno. Come avete sentito, l'87 sarà un anno di analisi e approfondimenti, ed il convegno odierno alcuni punti fermi li ha già individuati. Un primo lavoro da svolgere, per esempio, sempre secondo Bovo, potrebbe essere la realizzazione di una mappa delle risorse artistiche, culturali e ambientali e più ampiamente turistiche dei singoli comuni interessati, in modo da poter operare su dati che abbiano un effettivo riscontro della realtà. Ma occorre però muoversi in modo coordinato. Ecco allora l'esigenza di istituire una conferenza o commissione permanente composta da operatori turistici per un aggiornamento ed una informazione dettagliata e tempestiva. Al convegno di oggi sono intervenuti parecchi esponenti del mondo politico trevigiano e veneziano: il sindaco di Mogliano Tegon, Giampaolo Miotto, presidente dell'APT di Treviso, Giuseppe Martonna, assessore alla cultura della provincia di Treviso, e quello veneziano Erminio Vanin. I lavori sono stati chiusi dall'assessore al turismo della regione Veneto, Jacopo Panozzo. All'iniziativa hanno dato la loro adesione i comuni di Casale, Marcon, Martellago, Mogliano, Preganziol, Quarto d'Altino, Roncate, Scorzè e Zerobranco. Separare il traffico turistico da quello locale, collegare via computer le agenzie di viaggio e i tour operator, migliorare il servizio trasporto al Cavallino e a San Giuliano. È questa in breve la ricetta del Partito Comunista per far fronte all'assalto dei turisti a Venezia. Le proposte del PC sono state presentate questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. Molte delle idee espresse dal Partito Comunista ricalcano quelle della Giunta Comunale. La diversità, secondo Guido Moriotto, segretario comunale del partito, sta nella necessità di renderle subito operative. Non aspettare quindi che la stagione turistica inizi. Per Maurizio Cecconi, responsabile del settore cultura, il Comune di Venezia dovrebbe programmare l'arrivo dei turisti per tutti i 12 mesi dell'anno, a patto che in città siano praticati prezzi accessibili. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla andrà in onda la nostra rubrica dedicata alle previsioni del tempo con il meteo per le prossime ore. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo, tempo buono ma con una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 maggio.
sul Veneto prevalenza di sole. Nelle ore pomeridiane saranno probabili delle precipitazioni a carattere sparso sulle zone montane e pedemontane, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 21 e 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato pressoché ovunque, ma sarà possibile qualche rovescio, specie al pomeriggio, sui rilievi in locale estensione anche alle aree circostanti. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 19-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tratti soleggiati inizialmente, a seguire possibilità di alcuni rovesci sparsi. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.